Ritorna il Festival del Folklore in Friuli Venezia Giulia. Che farete tra le anime del folklore del Friuli Venezia Giulia, le 5 anime del folklore del Friuli Venezia Giulia? Questo far rete quali benefici porta, Presidente? Allora, prima di tutto l'unire insieme, quindi far rete, dei festival storici della nostra regione, quindi partiamo da Pasian di Prato per passare poi al Festival Giovanile Itinerante, per toccare poi la zona di Pordenone con Aviano e Piancavallo, e poi in collina con Tarcento con il Festival dei Cuori, per passare poi nel Goriziano con il Festival e Parata Internazionale. Questo, diciamo, si è permesso grazie a un'iniziativa della Regione, a un'idea che ci ha lanciato, di creare un'associazione regionale che potesse fare da collante con tutte queste manifestazioni. La caratteristica però bella di questo festival è che ogni anima mantiene la propria identità. Certo, non deve esserci dei cloni, ecco. Quindi ogni iniziativa ha la sua peculiarità. Vediamo ad esempio il Festival dei Giovani, poi il Festival a Piancavallo o a Tarcento, per passare anche alla parata internazionale a Gorizia, dove partecipano anche tutti gli altri gruppi della regione Friuli Venezia Giulia, che non dobbiamo dimenticare, perché oltre ai festival ci sono anche le iniziative proprie dei gruppi folcloristici, con anche delle rassegne che sono dei mini festival, ma che hanno una grande importanza perché toccano le altre zone della regione. Un festival folcloristico che riguarda la regione ma è anche internazionale, vero Presidente? Certo, fondamentale in questo è l'unire la cultura, le idee, le esperienze, ma anche la socialità verso le altre persone. Si pensi che ogni anno avremo ospiti qui nella nostra piccola patria, nella regione Friuli Venezia Giulia, un 700-800 persone, quindi con scambi che non sono solo nello palco con lo spettacolo, ma sono proprio dello stare insieme, di scambiarci anche le stesse danze, ecco, e vengono da tutto il mondo, quindi il Friuli è una piccola parte del pianeta, ecco, questo. Che accoglie quindi tutto il mondo, ma ad esempio quali paesi saranno quest'anno presenti? Ce ne può citare qualcuno? Sì, mi fa una domanda che mi imbarazza perché ce ne talmente tante, ma andiamo dall'America, andiamo all'Asia, andiamo all'Europa e perché no anche la nostra Italia. Ecco. Non le dico nome per nome perché farei magari lo sgarbo a qualcuno dimenticandolo. Ecco. Però sono presenti veramente tanti paesi da tutto il mondo, un'organizzazione quindi assolutamente molto importante, non è semplice riuscire a portare tutte queste nazioni, però è un arricchimento culturale veramente importante per la nostra regione. Sì, è molto importante perché, come si dice dalle nostre parti, da soli non si fa nulla, no? Quindi le stesse organizzazioni hanno bisogno e coinvolgono anche altre associazioni, anche del proprio paese, ad esempio delle Proloco. Vediamo ad esempio questa grande sinergia che c'è da Aviano con la Proloco di Aviano, il gruppo folcloristico che insieme organizzano questo festival mondiale, insomma internazionale. Si parte dal 17 luglio. Sì, incominciamo con Folklorama, Folklorama che è nata un po' come rassegna ma poi è cresciuta col tempo anche perché ha trovato veramente il terreno fertile ed è entrata a far parte dei 5 festival storici. Per poi finire, come dico, nel Goriziano, quindi con questa kermesse che oltretutto è meraviglioso vedere questa parata internazionale con la rappresentanza di tutti i nostri gruppi del Friuli Venezia Giulia. Presidente, un'ultima domanda, dove si possono trovare tutte le informazioni? Tutte le informazioni ovviamente su tutti i social, poi grazie anche a voi che farete la vostra bella parte e seguiteci appunto Unione dei gruppi folcloristici del Friuli Venezia Giulia e vi aspettiamo numerosi a battere le mani e a dare il vostro calore a tutti questi giovani e meno giovani che credono nelle tradizioni popolari.